Siamo in aeroporto a Catania, stiamo partendo per Firenze. Abbiamo fatto il check-in e ci avviamo verso l'uscita numero 8 per l'imbarco che sarà fra un'oretta. Buon viaggio a noi! Oggi è il 19 ottobre del 2023 e siamo con Angela Torregrossa, la figlia di Rosa Balistreri. Poco fa hai visto firmare Totò Montebello questo foglio, che è l'autore delle musiche dei Petali di Rosa. L'hai appena ascoltata. Dimmi le tue impressioni. Bella. È bellissima, le parole sono toccanti e in più sei bravo anche tu a cantarla, non è semplice, bravo. Questa canzone verrà pubblicata in un album, verrà pubblicizzata e speriamo che questa canzone abbia la risonanza che merita. Le tue impressioni su questo testo che tua mamma ha scritto 33 anni fa, un mese prima della sua scomparsa. Il testo è bello, molto bello. Poi appena ho saputo che l'è stata scritta un mese prima della morte, l'è ancora più significativa. Tocca il profondo del cuore, più di così non si può fare. A Licata hanno intenzione di fare la fondazione Rosa Balistreri. Sì. Io dico solo una cosa, farla sì, sono contenta perché logicamente è una fondazione a nome di mia madre, però deve essere una fondazione che riguarda tutti e non deve essere una cosa personale o che ci sia a scopo di lucro. Questo non mi piace e non darei neanche il consenso se fosse così. Se solo mi accorgessi di questo, non se ne parla. Hai appena ascoltato questa canzone, Sì. che presumibilmente è l'ultima canzone di Rosa. Certo. Dalla mia voce, nessuna voce si può paragonare alla grande Rosa. Sei contenta di questa interpretazione? Sono molto contenta, non contenta. Le ultime parole di questa canzone parlano come di una premonizione. Sì. Mentre cantando stai ad aspettare la morte che la voglio salutare. Infatti perché dicevo è toccante? Proprio per questa ragione. Per te, oltre che essere una mamma, cosa dovrebbe rappresentare Rosa per i siciliani? Questa donna che è stata la prima donna che ha non solo riscattato le donne siciliane, ma che ha combattuto per gli ultimi, per i diseredati, per quelli che non hanno parola, e lei gliel'ha data questa parola. Certo. È simbolo di forza, di voglia di fare conoscere a tutto il mondo quello che ha provato e quello che magari tanti provano anche loro e noi non lo sappiamo, la rabbia dentro che ci aveva, l'amore che dava a tutti quanti, tutto un insieme di cose e questo sarebbe bello divulgarlo, specialmente ai siciliani, specialmente a Licata, quella che l'ha ripudiata. E recentemente a Licata sono venuti dei turisti australiani con questo titolo della loro gita che era Sulle orme di Rosa, che cantavano le canzoni di Rosa pur essendo australiani, che sono lontanissimi dalla nostra cultura. Segno che la voce è arrivata fino oltreoceano e questo è bello. Che è una voce universale, che è capibile a tutti. Io ti dirò, ho sentito anche un ragazzo di colore cantare la canzone di mia madre. Quindi da sud a nord e da tutte le parti la cantano, quindi vuol dire che qualcosa ha seminato. Mi sento di farti una preghiera nel mio piccolissimo. Di venire. Di venire a Licata quando io presenterò questa canzone. Vedremo. Va bene. Non mi piace promettere, magari poi che poi non puoi mantenere. c'è qualcosa che lo impedisce.
Ti piacerebbe però Vedremo, venire. certo. Grazie della tua testimonianza e grazie di avermi dato questo privilegio. E per me è un onore. Grazie Angela. Prego. E adesso però c'è il compito di firmare questo foglio. Ok, Allora, vado? vai, vai. Abbiamo ridato a Rosa quel che è di Rosa. Ecco fatto. Io vengo. Ciao amici della Sicilia, dell'Italia. Hello friends, I thought I'd share something with you. Eccolo no, di notti si pianta lo basilico.